È morto Loris Colusso, l'imprenditore di San Michele al Tagliamento, scomparso in Slovacchia 5 giorni fa, ed è giallo sul decesso che è stato confermato dalla figlia Selena. Incontro tra ULSS 3 e Comune di Venezia per avviare un monitoraggio sulle comunità straniere in città. La situazione è sotto controllo, ma dobbiamo limitare i nuovi focolai, afferma il direttore generale Giuseppe Dalben. All'indomani delle proteste a Cona e Cavarzere, il sindaco della città metropolitana si appella al prefetto, serve più trasparenza, dice Brugnaro. Allarme e sicurezza e decoro urbano tra Mestre e Venezia. Il candidato sindaco a Venezia per il centro-sinistra, Pierpaolo Baretta, lancia la proposta di una casa per le associazioni. Attimi di terrore sulle strade della Toscana. Viva per miracolo una famiglia di Chirignago che si è vista piombare sulla parabrezza della macchina la ruota dell'auto che la precedeva. Inaugurata una nuova passerella ciclabile a Forte Marghera, il turismo in bici come opportunità concreta di sviluppo tra laguna e terraferma nell'estate del turismo di prossimità. 18ª edizione del Festival Tocatì, tra giochi e sport tradizionali. La Regione chiede di inserirlo nel registro dell'UNESCO. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano, perché è stato ritrovato a Bratislava il corpo senza vita dell'imprenditore veneto scomparso 5 giorni fa. Molti aspetti ancora da chiarire. Sentiamo. Non ci sono più speranze per Loris Colusso, l'imprenditore 67enne di San Michele al Tagliamento, scomparso in Slovacchia 5 giorni fa. Il suo corpo sarebbe stato rinvenuto alle porte di Bratislava nel fiume. La conferma è arrivata dalla figlia Selena. La Farnesina è in contatto con la polizia slovacca per cercare elementi utili a capire cosa sia accaduto al 67enne, trasferitosi a Bratislava nel 93. La figlia e l'ex moglie, Enza Vio, esponente politica sanmichelina, si erano subito mosse per la sua scomparsa. Dal 16 luglio non abbiamo più avuto sue notizie, racconta Selena, e ci siamo preoccupate. Ho sentito papà domenica 12 luglio. Mi aveva raccontato che qualcuno lo stava tenendo d'occhio. A quel punto ho sentito anche le persone che gli stanno vicino e mi hanno riferito che era come andato in tilt. Si era preoccupato anche al passaggio di una mamma con il passeggino perché sosteneva vi fossero delle armi all'interno. Colusso ha inviato una mail ai suoi più stretti collaboratori sostenendo che gli avevano rubato i telefoni e che qualcuno volesse fargli del male. Immediata la denuncia alla polizia slovacca e ai carabinieri di Portogruaro. Le indagini hanno permesso di ritrovare 2 telefoni nella sua abitazione, tra l'altro in perfetto ordine. Gli altri 2 cellulari in uso a Colusso sono stati rinvenuti nell'abitacolo della sua auto, regolarmente chiusa a chiave e trovata nell'Interland di Bratislava. Vice sindaco per un breve periodo nei primi anni 80 a San Michele, nel 1982 insieme ad alcuni amici aprì una cooperativa turistica proprio a San Michele, che dopo 10 anni si è estesa ai mercati dell'Est. Nel 92 Colusso diede vita a Bratislava alla Slovakia Group, una società di servizi e consulenze finanziarie. Non c'erano mai stati problemi, fino a qualche giorno fa. Ed ora l'epidemia di Covid-19 nel nostro territorio, con l'aggiornamento relativo ai dati che sono stati forniti dall'azienda Zero. Altri 22 casi positivi nelle ultime 24 ore, sale così a 19.671, gli attuali positivi sono 624 più 15. Nella giornata di oggi sono stati inoltre registrati altri 3 decessi che portano il totale a 2.053, dei quali 1.441 negli ospedali. La situazione comunque nei reparti non critici è in miglioramento, con un calo di ricoveri rispetto a ieri, sono 119, quindi 13 in meno, mentre è stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, sono 7. Proprio sull'epidemia di Covid-19 nei prossimi giorni l'ULSS 3 Serenissima avvierà una campagna di screening sulle comunità stranieri presenti a Venezia, mentre sta monitorando anche la situazione a Cavarzere.
Giovedì ci incontriamo con il Comune di Venezia per analizzare la situazione sul Comune relativamente alle comunità straniere che ci sono nel Comune. Perché l'obiettivo che ci poniamo è un obiettivo, come dire, molto semplice, quello di individuare i focolai, circoscriverli e spegnerli nel più breve tempo possibile. L'obiettivo quindi è stato dichiarato, seppure non ci sia nessun obbligo in tal senso. Le comunità straniere presenti nel veneziano saranno monitorate con un piano di screening specifico. Ovviamente si parte da Venezia, dove i numeri di cittadini bengalesi, cinesi e non solo sono tra i più numerosi. Le comunità presenti a Venezia e appunto nella nostra azienda sanitaria sono comunità di persone che svolgono lavori importanti, lavori a contatto con le persone e quindi vanno attenzionate. Attenzionata, e non potrebbe essere altrimenti, è la situazione a Cavarzere, dove si trovano i migranti positivi al Covid trasferiti da Jesolo. Stessa provincia, diversa ULSS, ma la questione è sempre sanitaria. E su Cavarzere il nostro compito è un compito esclusivamente sanitario, quindi è un compito di monitoraggio della situazione sanitaria di queste persone. È il compito di seguirle nel loro percorso di isolamento e quindi è un'attenzione soprattutto sanitaria la nostra. Sul fronte migranti la tensione, soprattutto politica, è elevata. Restano i dati del Covid nel territorio dell'ULSS 3, tra i più bassi del Veneto. Tolta Cavarzere, i casi sono 18, di questi 12 importati, quindi da altre ULSS o altri stati. Dei 18, 3 sono ricoverati all'ospedale Covid di Dolo, 0 i soggetti nelle terapie intensive. Mediamente ogni giorno nell'ULSS 3 Serenissima vengono effettuati 800 tamponi, mentre continuano anche i controlli nelle aziende, 1871 quelle visitate, 18 le inosservanze riscontrate. Una situazione sotto controllo quindi, ma nessuna cessata emergenza, anche in vista dell'autunno e di un possibile ritorno, per cui è già pronto il piano di sanità pubblica. Il virus c'è, attenzione, circola e quindi va posta veramente la massima attenzione da parte di tutti nel rispetto di quelle che sono le misure di protezione. E proprio sulla questione di Cavarzere, la gestione dei profughi positivi al Covid, ora appunto a Cavarzere si esprime anche Luigi Brugnaro nelle vesti di sindaco della città metropolitana di Venezia. Serve maggiore trasparenza e condivisione, dice, rivolgendosi al prefetto Zappalorto. La linea è che ci vuole più trasparenza. Cioè, secondo me non è giusto leggere sui giornali, dovremmo essere informati le autorità competenti quando ci sono punti di virus, luoghi dove ci sono misure sanitarie da intraprendere immediatamente. Leggere sui giornali non mi piace. Insomma, per il sindaco della città metropolitana di Venezia la gestione dei migranti sul territorio va condivisa prima con gli enti locali, senza calare decisioni dall'alto. Inevitabile il riferimento a Cavarzere, dove nei giorni scorsi proprio la prefettura, all'insaputa dello stesso sindaco Henry Tomasi, ha trasferito i migranti positivi della Croce Rossa di Jesolo. Non puoi mettere le persone contagiate insieme ad altre che sono sane, perché diventa un casino, cioè bisogna trovare il modo penso che bisogna intervenire anche con l'ASL, insomma, capire quali sono le situazioni, perché io personalmente non le so, ho letto sui giornali, c'è bisogno di avere trasparenza su questo e anche su altro. Da qui il messaggio diplomatico ma comunque diretto a Vittorio Zappalorto. Al prefetto dico, siccome è una persona veramente che ha a cuore la sua terra, ci ha sempre investito eccetera, dico, io gli do la massima disponibilità ad affrontare le cose, però è chiaro che qualcosa va anche riferito al governo, però perché possiamo spostare la gente infettata da una parte all'altra così. Tante le questioni connesse alla presenza di migranti. Prima di parlare di screening, dice però Brugnaro, serve controllare il fenomeno da nord a sud. Non si sa quanti siano, cioè questo dico, non si capisce dove sono infettati, come sono arrivati, cioè sta cosa di migranti la vogliamo prendere. Adesso anche in Sicilia che avevano vinto il premio per la pace, eccetera, adesso non li vogliono più. Bella novità sta qua, però. Finché passavano a Savaschei era una roba, allora lì vincevano i Pulitzer della generosità. Adesso che c'è qualche problemino non li vogliono più. È buon intenditore, poche parole però. Migranti a parte, il sindaco si vota al pragmatismo. Non ci sono soluzioni in questa fase se non la convivenza con il virus. Dobbiamo imparare a convivere col virus, non è da creare terrore, non è da creare panico, dobbiamo gestirla sta cosa. Non è che potremo fare un'altra chiusura generale, se no ci copriamo da soli.
Elezioni comunali a Venezia, la campagna elettorale entra nel vivo con l'allarme sicurezza lanciato dal candidato del centro-sinistra Pierpaolo Baretta, che propone una casa delle associazioni per ogni municipalità. C'è un grande problema di sicurezza in città, c'è un grande e serio problema di sicurezza. A Mestre ci sono aree ormai che rischiano di essere fuori controllo e quindi i cittadini sono molto preoccupati. E sarà proprio la sicurezza uno dei temi della campagna elettorale in città, questione che per il candidato del centro-sinistra Pierpaolo Baretta accomuna laguna e terraferma, ma la soluzione per l'attuale sottosegretario all'economia non è tanto quella di incrementare i controlli o le telecamere, piuttosto tornare a parlare di comunità incentivando il volontariato. Molte associazioni, sono tantissime le associazioni a Venezia che vivono, lavorano, si impegnano, non hanno spazi e luoghi dove esercitare la loro normale attività. Una casa delle associazioni per ogni municipalità è necessaria. Questa quindi la proposta sul tavolo di Baretta, che guarda con occhio critico e pure ironico ai tanti cantieri aperti in città. Brugnaro non sta facendo campagna elettorale, sta asfaltando la città, nel senso che sta un sacco di opere. Bene, vuol dire che i cittadini guadagneranno il miglioramento, però vuole anche dire che per un po' di anni non si è fatto niente, perché lo straordinario impegno di questi giorni nel sistemare ciò che non era sistemato. Cantieri che per Baretta sono iniziati anche grazie alle risorse messe in campo dal governo, e qui non manca una stoccata a dimostrazione che la campagna elettorale è proprio iniziata. Una cosa che il sindaco uscente vanta come suo merito è di aver risanato il bilancio. Bene, a parte il fatto che con il turismo galoppante, col taglio dei servizi e col 1,5 miliardi che gli è arrivato da Roma, vorrei vedere che non avesse risanato il bilancio. Ma a questo punto che cosa ne facciamo di queste risorse? La cronaca, ora attimi di terrore sulle strade della Toscana, salva per miracolo una famiglia di Chirignago. Sentiamo. Una famiglia di Chirignago è uscita quasi indenne da un incidente avvenuto in Toscana che avrebbe potuto causare gravi danni. La loro auto è stata colpita da una ruota staccatasi da un'altra vettura in corsa e abbattutasi come una bomba sul loro parabrezza. Alla guida c'era il papà e insieme a lui mamma e 2 figli. All'improvviso, ha raccontato la donna, dalla corsia opposta è schizzata verso di noi la ruota. L'impatto è stato inevitabile. La ruota ha colpito in pieno la parte sinistra del parabrezza infrangendolo, ferendo con le schegge piovute nell'abitacolo gli occupanti seduti davanti, ed è finita addosso di striscio ad un'altra auto, sfiorando anche una moto. A quel punto è scattato l'allarme e sono arrivati i soccorsi. Nel frattempo la famiglia ha noleggiato un'altra macchina per rientrare e una volta giunti a Mestre si sono recati al pronto soccorso dell'ospedale, dove i sanitari hanno riscontrato colpi di frusta e contusioni varie, ma nessuna frattura, a tutti tranne un figlio. Per questo saranno pienamente risarciti. Ha avuto eco nazionale la decisione presa dal Consiglio Comunale di Venezia, che ha creato una nuova specie protetta, quella del gondoliere, che tornerà ad essere un affare tendenzialmente di famiglia. I rampolli del capostipite, infatti, al compimento della maggiore età, godranno dell'invidiabile privilegio di poter balzare direttamente sulla prua di uno scafo da parada. Verrà loro risparmiata la scocciatura del corso teorico, finora obbligatorio. Basterà una prova pratica di voga. Niente più lezioni di storia e di tradizioni, ripetizioni di lingue straniere di bon ton, approfondimenti di lessico marinaro e preliminari nozionistici per poter accedere solo alla fine e come tutti all'esame della laguna. Una sola condizione: gli ultimi 4 anni trascorsi sulla gondola di famiglia, i successivi 4 impegnati a sostituire solo il titolare della licenza. A Venezia i gondolieri titolari sono oggi 430, i sostituti 180, una sola donna, Giorgia Boscolo. Mentre il turismo tradizionale, causa Covid, conosce il periodo peggiore della sua storia recente, con un meno 45% di turisti fuori dall'area Schengen, il Comune punta anche su altre proposte ed è stato inaugurato oggi a Forte Marghera un tratto di ciclabile. Il turismo in bici è un'opportunità concreta, afferma l'assessore Paola Mar.
manca il 45% dei turisti extra Schengen, si muovono i veneti, si muovono gli italiani e noi siamo ben felici di accoglierli anche in luoghi diversi che non conoscono, per far conoscere una parte della nostra città di cui siamo orgogliosi. E tra questi posti c'è indubbiamente Forte Marghera, luogo del cuore di molti mestrini, immerso nella storia e nel verde, che da oggi può contare anche su una nuova passerella ciclabile che di fatto va a rendere usufruibile su 2 ruote l'intera area alle porte della città. Ma il comune guarda al recupero dell'intero sistema delle fortificazioni. Noi stiamo lavorando pesantemente sui forti e abbiamo investito anche parecchi soldi del patto per Venezia, se non erro sono 12 milioni, poi abbiamo fatto i collegamenti ciclabili, sono stati fatti la serie di ponti per renderla nella ciclabile. Già il turismo ciclabile, l'abbinata con i forti potrebbe essere vincente. Il percorso fra i forti è di 110 km, il turismo ciclabile è uno dei turismi emergenti in questo momento. E nell'estate del turismo a chilometro zero non manca l'appello ai veneziani di riappropriarsi di un loro luogo. È sempre un piacere venire a passeggiare qui, anche perché l'offerta è varia, cioè si può mangiare, si può andare ad ascoltare della buona musica, si possono visitare delle mostre d'arte, è un proseguo di un progetto, non si è mai finito di lavorare. Previsioni ed azioni concrete contro i cambiamenti climatici e un innalzamento dei mari che avrebbe conseguenze molto gravi sulla costa adriatica. È la Carta di Venezia Climate Change che sarà presentata alla Scuola Grande di San Rocco. Mosè fa scaturire l'acqua dalla roccia. Per certi versi è in questo dipinto del Tintoretto del 1577, esposto sul soffitto della sala superiore della Scuola Grande di San Rocco a Venezia, il trade union tra la Carta di Venezia Climate Change, redatta dall'Ordine e il Collegio di Ingegneri della città, e il luogo dove sarà presentata il 23 luglio. Sul tavolo i cambiamenti climatici, le loro conseguenze e le contromisure da adottare. La temperatura sta incrementando progressivamente, questo fenomeno si è intensificato negli ultimi 30-40 anni ed è in continua ascesa. Questo provoca diverse modificazioni all'ambiente e alla natura. Uno dei quello che diciamo così interessa più direttamente Venezia sicuramente è l'innalzamento del livello dei mari, che è un fenomeno che è già in atto da parecchi anni e sicuramente con l'incremento della temperatura è destinato ad aumentare ulteriormente con i problemi per la città che tutti conosciamo. Dall'efficientamento energetico alla modifica del sistema dei trasporti o ancora dalla produzione di energia da fonti rinnovabili alla piantumazione di grandi quantitativi di alberi per assorbire in modo naturale la CO2, i fronti di contrasto dei cambiamenti climatici sono innumerevoli e di carattere mondiale. A livello locale bisogna però considerare le conseguenze che potrebbero interessare la costa adriatica con inondazioni potenzialmente in grado di arrivare fino a Portogruaro, San Donà o Mestre. Noi proponiamo per il momento alla Regione di attivare uno studio attento di questi scenari e la individuazione già da adesso di quali potrebbero essere misure preventive e prudenti per contrastare la cosa. Per esempio, potrebbe anche risultare che fosse necessario fare delle opere costiere come quelle dell'Olanda, tanto per dire, anche perché gli scenari evolutivi che dipenderanno da quanto i governi saranno capaci di attuare misure adatte possono diventare veramente catastrofici. Presentati stamane a Venezia i contenuti e le finalità della candidatura multinazionale di iscrizione al patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO di Toccati, un programma condiviso per la salvaguardia dei giochi e degli sport tradizionali. 18ª edizione del Festival Toccati, divenuto un progetto ampio e ambizioso di salvaguardia di un patrimonio culturale immateriale che appartiene a molte comunità internazionali. Una cinquantina di giochi e sport tradizionali ogni anno sono presenti a Verona, provenienti dalle regioni italiane e che si confrontano attraverso il gioco tradizionale con le culture provenienti di volta in volta dall'estero. Questo in poche parole è quello che è il festival, che comprende non solamente i giochi e gli sport tradizionali ma le musiche provenienti dai vari territori. Ci sono mediamente dai 10 ai 15 incontri e convegni
Il progetto è stato presentato dall'assessore regionale alla cultura a Palazzo Grandi Stazioni, sottolineando l'originalità e lo straordinario valore culturale e storico del programma. Corazzari ha ricordato inoltre come la Regione non solo sostenga il festival dalla sua nascita, ma stia fornendo un concreto appoggio per l'iscrizione di Tocatì nel registro UNESCO. Una candidatura del tutto originale ed importantissima per la nostra Regione, perché anziché candidare un sito materiale, un luogo, si va a candidare un valore immateriale che è quello del Tocatì come festival dei giochi antichi, che sono il portato di millenni di tradizione e di socialità della nostra terra. Per noi quindi questa iniziativa rappresenta un modo per sottolineare l'importanza che ha per la Regione del Veneto la coltivazione delle tradizioni, dell'identità popolare e dell'identità veneta. Non resta che attendere la risposta che arriverà da Parigi, sede del segretariato UNESCO, prevista entro la fine del 2021. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. In chiusura diamo un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Anticiclone un po' più debole, prevale sempre il bel tempo ma con qualche fenomeno. Il dettaglio di mercoledì 22 luglio. Sul Veneto in pianura cielo da sereno a poco nuvoloso, addensamenti sulle zone montane nel corso della giornata, nuvolosità a tratti anche consistente con possibili temporali anche di moderata intensità e localmente accompagnati da grandine e in estensione anche alle zone limitrofe. Temperature più in linea con la media del periodo, minime tra 17 e 22 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 29 e i 35 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, stessa situazione, ampio soleggiamento, in corrispondenza dei monti qualche temporale che localmente si porterà anche sulle pianure. Temperature minime fino a 22 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, bel tempo al mattino, poi locali precipitazioni possibili un po' su tutto il territorio regionale. Temperature minime sui 18-19 gradi all'incirca, massime fino a 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.